Continua la protesta delle associazioni radio-tv locali dell'Arrea che fanno capo all'ingegnere Antonio Diomede. Dopo quella scorsa fatta recentemente davanti alla sede del Mise, che ha visto la partecipazione di tanti editori radiotelevisivi locali, rappresentanti del sindacato, del mondo del lavoro e la solidarietà di tanti parlamentari nazionali, la vela delle mani pulite sulla comunicazione continuerà a viaggiare nella città di Roma dal 12 al 17 luglio, fermandosi nei punti più strategici istituzionali, come davanti al Parlamento della Repubblica, al Quirinale, sede del Presidente della Repubblica, alla RAI, a sede dell'Agcom. La vela di mani sulla comunicazione sorserà anche davanti alla sede delle redazioni romane dei giornali più importanti come La Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero. Prossimamente sarà anche realizzata una diretta video con la partecipazione delle redazioni delle TV associate italiane per ricordare come il prossimo 4 ottobre sarà fatta un'altra manifestazione nazionale davanti alle sedi istituzionali e al Parlamento, gli obiettivi che si intendono raggiungere per riformare totalmente il DPR 146-17 in modo tale che le risorse vengano distribuite a tutti e non solo a quelle emittenti più grosse sostenute attualmente da Confindustria. Si chiede altresì le dimissioni dei dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico che si sono mostrati incapaci di gestire la transazione alla nuova TV, ottenere la capacità trasmissiva garantita a tutti con un contributo prelevato dal fondo dell'extragettito RAI, la inamovibilità degli LCN, che vuol dire scompaginare gli ascolti attuali, il ripristino delle provvidenze dell'editoria sull'energia elettrica e le reti telefoniche. Intanto le emittenti dell'Arrea chiedono che il recente provvedimento economico che stanzia 20 milioni di euro per ristori del Covid-19 sia concesso solo alle emittenti televisive che fino ad ora non hanno ricevuto nemmeno un euro. La parlamentare agrigentina onorevole Rosalba Cimino di 5 Stelle ha sostenuto e firmato e presentato alla Camera l'emendamento proposto dall'Associazione TV Locali dell'Arrea. Io credo tantissimo nell'informazione locale e credo che bisogna in tutti i modi sostenere le TV che ogni giorno ci mettono la faccia e fanno la vera informazione sui nostri territori. Quindi ho preso in carica questo vostro bisogno perché credo che il governo debba sostenervi e non trascurare queste realtà che veramente forniscono ogni giorno le vere informazioni, il vero specchio della realtà che ci circonda, e quindi ce la metterò tutta affinché anche il Ministro sostenga la vostra causa. Onorevole, tra un anno saremo rottamati di ufficio perché le frequenze sono state assegnate alla RAI e a Mediaset. Avremo un costo per continuare a trasmettere di oltre 60-70 mila euro ogni emittente. Ecco, in questo senso potete fare qualcosa come Movimento 5 Stelle? Possiamo fare sicuramente qualcosa, continuare a sensibilizzare il governo sulla vostra causa e non abbandonarvi.